serve per poi fare una scala per poter raggiungere fino a prezzi decisamente molto più potenti, molto più resistenti di quelli che troveremo adesso. Dopo aver abbattuto quest'albero dovrò costruire una tavola da lavoro e da questa tavola da lavoro costruirmi vari attrezzi per poter, tipo l'ascia, per poter velocizzare la raccolta della legna, che come vedete adesso vado molto lento, però dopo aver ottenuto almeno un attrezzo anche di legno sarà molto più veloce di costruire ecco qua, mettendo qua della legna, della corteccia diciamo del legno, possiamo ottenere l'assi di legno. Con 4 assi di legno otteniamo un tavolo da lavoro o banco da lavoro che dovrà essere posizionato in un punto qualsiasi, tipo qua. Ecco, una volta posizionato col destro, cliccando col destro su qua apparirà fabbricazioni. Vi ricordate prima fabbricazioni ne sono da 4, cioè adesso sono del 9. Cosa possiamo farci? Per esempio dei bastoncini. Cosa servono questi bastoncini? Quei bastoncini possiamo ricavare per esempio i manici per l'assi di legno e per il piccone, che ovviamente che si fa così. Ovviamente il legno è un materiale abbastanza scarso, dura poco ed è anche molto lento. Infatti con materiali tipo di pietra o di ferro è molto più veloce distruggere gli oggetti o anche prendere materiali abbastanza preziosi come l'oro o diamante, che sarà impossibile prenderli con legno. Dovremmo avere dei materiali più o meno come ferro o anche roccia. Abbattiamo ancora qualche albarello. Un consiglio che vi do è di ripiantare ogni albero. Questi alberelli qua cadono dalle foglie degli alberi di cui abbiamo abbattuto, diciamo, la corteccia. Sì, cadono questi alberelli che praticamente una volta ripiantati dopo un po' crescono e diventano un albero. Mettiamo altre assi, perfetto, vediamo. Ok, io avanzo del legno perché se non trovo il carbone mi serve per creare le torce, se non trovo il carbone me lo ricavo da me, grazie a un trucchetto che praticamente mettendo il legno classico dentro una fornace ottengo del carbone o carbonella fatto in casa, senza che devo andarmene a cercare uno. Dove sono spawnato, immagino. Troviamoci un posto bello in alto dove, ecco qua potrebbe andare bene. Devo trovarmi un posticino dove costruire la casa, niente qua. Ricordatevi sempre che dovete trovare subito degli animali per poter, diciamo, ricavare lana e cibo. Infatti dalle pecore ricaveremo una lana essenziale per poter costruirci un letto, per poter dormire la notte, altrimenti dovremo aspettare che arrivi l'alba ed è un po', tipo 20 minuti. Una volta presi 3 pezzi di lana potremo costruirci un letto, ovviamente però dovremo avere una casa, che adesso costruirò, perché sennò di notte arrivano i mostri che ti uccidono, diciamo, in poche parole. Come si costruisce il letto? Ovviamente si posiziona 3 assi di legno sotto qua e 3 pezzi di lana e otterremo il letto che verrà posizionato in un punto di 2 cubi, ma non possiamo dormire perché puoi dormire solo di notte. Ok. Ok. Adesso ritrovo un bel punto dove mettere la casa. Come questa è una casa? Aspettate un attimo. Trovo un bel punto in alto dove. Ok. C'è già un albero. Va bene, per questo episodio è tutto, ci vediamo al prossimo episodio.